benvenuti al punto, benvenuti a Tele Friuli e benvenuta alla prima cittadina di Magnano Riviera, il sindaco Roberta Moro. Benvenuta sindaco. Grazie, Eccoci buongiorno a qua. tutti. Allora, come va le cose a Magnano Riviera? Mi pare che avete fatto degli investimenti, insomma, in opere che erano da tempo che aspettavate, no? Mi pare, sindaco. Sì, adesso diciamo abbiamo finalmente ripreso con le diverse attività. Beh, diciamo che sindaci e gli amministratori che si sono trovati un attimino a governare in questi ultimi 2 anni si sono trovati dinanzi ad una serie di criticità e di variabili che ritengo che fossero decenni che non accadevano. Sì. Siamo partiti col Covid, poi abbiamo avuto la riduzione dell'organico del personale, la mancanza anche di segretari che rappresenta una vera impossibilità oggettiva appunto a trovare una sostituzione. E adesso aggiungiamo anche il caro energia, però fortunatamente abbiamo una bella squadra, abbiamo dei dipendenti operativi per cui adesso sta veramente ripartendo tutto e stiamo mettendo in cantiere moltissime opere grazie ai finanziamenti che abbiamo ottenuto dalla Regione e anche Sì. grazie a investimenti con fondi propri. Ecco, quindi con questi finanziamenti che avete avuto dalla Regione, cosa finanziate in questo periodo? Allora, adesso stiamo concludendo un intervento per l'ampliamento della videosorveglianza che consentirà appunto di attuare diversi cablaggi della rete e installare diverse telecamere in alcuni punti critici del territorio, dalle scuole all'ecopiazzola, al municipio, al campo sportivo. Questo si sta quasi già concludendo. Quindi avete Poi stiamo puntato molto sulla avviando quella che è la sicurezza. progettazione esecutiva e all'avvio della gara per l'ampliamento del primo lotto del cimitero di Magnano con tutte le opere strutturali e questo viene realizzato con fondi propri, compresa poi anche la progettazione esecutiva del cimitero di Billerio perché c'era la grande necessità di intervenire su questo campo. E a brevissimo partiranno anche 2 gare importanti con 2 finanziamenti regionali. Una prima gara che riguarda il rifacimento e l'adeguamento sismico della piazza dell'Autorimessa, che è a servizio anche non solo del municipio, ma anche di unità abitative e di attività commerciali. Questo consentirà soprattutto di sfruttare meglio quella che è l'area appunto esterna al municipio per attività di intrattenimento, visto che si tratta di ampliare quelli che sono i carichi strutturali. E sempre diciamo, a brevissimo anche un intervento di riqualificazione di un'area in prossimità del plesso scolastico con la realizzazione di parcheggi e di un'area ludico-creativa, andando però a recuperare anche quelli che sono i manufatti esistenti. Quindi questi sono quelli a brevissimo in partenza appunto che abbiamo in cantiere Sì, appunto. insomma, avete puntato Eh, molto sulla sicurezza, perché la questione della telesorveglianza mi pare molto anche sentita, specialmente nella nostra regione, insomma, quindi. E poi per quanto riguarda la viabilità, come siete messi a Magnano? Perché è un punto anche di snodo abbastanza importante, no? Nella pedemontana, mi pare. Sì, infatti abbiamo diciamo, la progettazione esecutiva di una rotonda che ci verrà finanziata dalla Regione, quindi noi abbiamo messo i fondi per quanto riguarda la progettazione esecutiva e, diciamo, questa rotonda verrà realizzata proprio in prossimità dell'ingresso di Magnano Riviera. E farà anche da snodo sia per quanto riguarda la ciclabile, che speriamo insomma, giunga a Sì. realizzazione, visto che è un finanziamento ancora della provincia del 2015 e che si è arenata da diversi anni a causa prima del patto di stabilità, poi del trasferimento dei fondi a Gemona, poi problemi burocratici con i piani regolatori, però diciamo siamo ormai finalmente alla conclusione anche di questo iter. E questa rotonda apre poi anche all'ingresso alle scuole su cui grazie alla concertazione del 2022-2023 abbiamo ottenuto un importante finanziamento della Regione per realizzare un intervento realmente significativo sulla scuola, sia di tipo sismico ma soprattutto di tipo energetico perché verrà rifatta completamente la scuola primaria con interventi sul cappotto, sulla comunicazione, sui serramenti, sull'impianto domotico, sull'impianto diciamo, l'impianto di riscaldamento e tutto quello che è anche l'illuminazione a LED. Ecco, parlava lei prima della questione del personale, no? Voi avete i segretari comunali, avete eh, il segretario l'avete a scavalco o lo avete proprio voi come pianta organica? Ce l'abbiamo scavato perché siamo senza segretario da praticamente quasi un anno. Siamo riusciti con una convenzione con la comunità diciamo con Tarvisio in questo caso, appunto, avere un Sì, segretario a scavalco e stiamo andando avanti appunto in questa maniera finché insomma non ci sarà uno sblocco per quanto riguarda sì. diciamo, la possibilità di accedere ai segretari a livello appunto nazionale. Ecco, un altro punto dolente che le amministrazioni stanno affrontando è la questione della sanità e soprattutto dei medici di base. C'è chi è fortunato, ce l'ha magari come voi, e chi magari
ha problemi e deve andare nei comuni vicini. Ecco, com'è la situazione lì da voi? Cosa ne pensa della situazione? Perché effettivamente qualcosa bisogna fare o attraverso la regione o attraverso lo Stato, insomma, i sindaci devono in qualche modo farsi sentire perché i cittadini quando hanno il medico di base si sentono anche molto più sicuri dal punto di vista psicologico, ma soprattutto concretamente quando hanno bisogno sanno dove andare, insomma, no? Magnano voi ce l'avete, mi pare, no? Sì, il problema dei medici di base accomuna tutti i sindaci. Noi fortunatamente siamo riusciti a, diciamo, a sostituire la dottoressa che è andata in pensione appunto con un nuovo medico e abbiamo in questo caso messo a disposizione una nostra struttura, quindi un nostro che era adibito d'ufficio, lo abbiamo allestito con fondi comunali a studio medico, quindi appunto, abbiamo fatto questo investimento per il bene della comunità, visto che diciamo, lo spazio mancava, perché c'era questo periodo di transizione appunto tra la messa in coscienza della dottoressa e l'arrivo del medico nuovo. Non c'era ovviamente una struttura in grado di ospitare il nuovo dottore e siamo intervenuti direttamente noi con fondi comunali proprio per garantire la continuità di un servizio essenziale per la popolazione. Ecco, abbiamo parlato dei servizi, parliamo un po' anche delle associazioni che in qualche modo danno una mano all'amministrazione comunale, suppliscono insomma con un volontariato che ormai è diventato insostituibile. Sì, la protezione civile, poi ci sono anche altre associazioni, no? E mi pare che Magnano insomma ne ha più di qualche associazione che è molto attiva. Sì, sono tutte molto attive, abbiamo veramente molte di associazioni, tutte operano o nel sociale o nel culturale, abbiamo 3 Proloco, adesso non le cito tutte perché sono veramente molte, abbiamo chi fornisce servizio anche supporto per gli anziani, quindi diciamo sono una risorsa fondamentale e insostituibile per la comunità, perché il volontariato ovviamente è quello che permette, è il cuore pulsante appunto di un comune. Ecco, parlava prima delle scuole, no? Ormai sono riprese, per cui insomma i ragazzi stanno tornando a scuola, la pandemia per fortuna, sì, c'è qualche allarme, insomma, ma insomma, mi pare che la cosa è superata o in via di superamento. Ecco, com'è la situazione nelle scuole dal punto di vista logistico proprio? Perché si dice che mancavano insegnanti, ma magari nelle scuole primarie no. Come accennavo prima, grazie poi alla concertazione, il prossimo anno, insomma la prossima primavera, partiremo appunto con questo intervento importante sulla scuola primaria con l'obiettivo di arrivare a una scuola NZEB, quindi a consumo energetico quasi zero, perché purtroppo soprattutto il prezzo scolastico pesa molto in termini di consumi energetici e quindi sta incidendo anche su quello che è il caro bollette che stiamo vivendo in questo periodo. Quindi raggiungere questo obiettivo insomma, di riduzione del risparmio, di realizzare un risparmio energetico è fondamentale. Ecco, senta Sindaco, parlava appunto della questione energetica che sta condizionando poi i bilanci di tutte le amministrazioni. Ecco, voi avete pensato, non so, per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, a spegnerla a certe ore oppure avete cercato alternative, diciamo così, di luci? Come vi siete organizzati? Allora, dal punto di vista dell'illuminazione pubblica, sia questa amministrazione, ma avviata anche quella precedente, aveva già fatto scelte abbastanza lungimiranti per quanto riguarda gli interventi. Infatti sugli 800 punti luce che abbiamo, attualmente li abbiamo sostituiti con l'illuminazione a LED circa quasi 250, quindi siamo circa un 30% diciamo, di intervento sull'illuminazione a LED. Questo ovviamente ci dà un minimo polmone di risparmio per quanto riguarda i costi energetici, almeno dell'illuminazione pubblica. E grazie poi alle nuove linee abbiamo anche attuato su alcune vie principali anche una chiusura alternata diciamo, dell'illuminazione, garantendo sempre però la sicurezza perché questo rimane comunque prioritario come obiettivo. Ecco, voi siete in una viabilità che, diciamo così, è quella che porta verso l'Austria, insomma, all'inizio, insomma, e la vigilanza mi pare che allerta in tutte le amministrazioni lungo la Pontebana. Ecco, voi come siete organizzati con la vigilanza? Perché, insomma, non so quanti vigili avete, ma comunque sia, il momento è abbastanza topico, no? Per quanto riguarda questo servizio. È uno dei problemi principali anche dei comuni. Noi abbiamo un solo vigile, ci manca il comando, però adesso proprio a questione di giorni siamo riusciti a chiudere una convenzione con la comunità della Carnia per avere appunto almeno parzialmente il comando appunto del servizio, perché ovviamente questo significa una grande responsabilità, in questo caso per il sindaco, mancando appunto la figura di riferimento per quanto riguarda il ruolo della polizia urbana. Quindi
tempo una settimana dovrebbe prendere il servizio, insomma, con modalità di convenzione, appunto un nuovo vigile che ci supporterà. Poi in convenzione avete anche altri servizi, non solo la ragioneria, per esempio molti comuni hanno questo servizio in convenzione, per esempio. Voi fate da No, noi voi. comunità del Torre Natesone, quindi adesso stiamo valutando insieme agli altri sindaci quelli che sono i servizi da mettere in convenzione, siamo alla fase appunto iniziale di capire su quali aree intervenire. Come convenzione diciamo operativa abbiamo ancora la convenzione col Comune di Artegna per quanto riguarda il trasporto scolastico, quindi è da anni che sono questa convenzione in piedi, la stiamo continuando visto che diciamo, molti dei ragazzi che diciamo, del Comune di Magnano frequentano le scuole medie di Artegna e quindi c'è questa possibilità di gestirsi insieme il servizio. Ecco, Sindaco, i rapporti con la Regione mi pare che sono ottimi, no? Da quello che sento da lei, perché avete anche avuto dei ristori e dei contributi, insomma, molto efficaci. Sente la mancanza della provincia? Allora, diciamo che l'ente intermedio secondo me comunque manca come riferimento, soprattutto per la vicinanza con i comuni, con la regione come appunto ha accennato, abbiamo un buonissimo Sì. rapporto, è stata molto vicina in soprattutto quelli che sono non solo i finanziamenti ma anche le difficoltà oggettive che hanno i comuni per gestire quello che è l'iter quotidiano. Abbiamo fatto anche diversi incontri per quanto riguarda il problema del personale, perché il problema del personale non riguarda solo Magnano, ma riguarda tantissimi comuni, visti i pensionamenti che si sono avuti negli ultimi anni. Noi siamo scoperti ancora sulla posizione tecnica, abbiamo fatto ben 2 concorsi insieme appunto ad altri comuni e anche con la comunità della montagna, ma non siamo ancora riusciti a trovare la copertura per quanto riguarda il ruolo di responsabile dell'ufficio tecnico, ma è un problema che accomuna anche la regione stessa, in quanto non si trovano figure di questo tipo, e quindi lo stesso assessore Roberti, che è venuto in riunione da noi insomma non poco tempo fa, ha sottolineato appunto l'esigenza di intervenire su questa materia, che è una materia abbastanza importante, rivedendo un po' anche le regole per quanto riguarda i concorsi. Bene, speriamo insomma che la Regione vi dia una mano. Bene, Sindaco, grazie per la disponibilità che ha avuto per fare una chiacchierata qui al punto. Naturalmente tanti auguri a tutti i cittadini di Magnano Rivera, a lei, alla sua giunta e quindi alla prossima. Grazie mille, grazie a voi, buona giornata. Bene, e con voi ci vediamo alla prossima volta con un altro primo cittadino. Alla prossima.